Il sindaco è invitato a salvaguardare il bene e inibire o sospendere opere e lavori in contrasto con le prescrizioni date dalla sovrintendenza. Fabrizio Magani, numero uno della tutela artistica e paesaggistica del Veneto, ha obbligato il primo cittadino a bloccare la centrale in attesa dell'arrivo del decreto ministeriale. Devono infatti passare 120 giorni, tempi tecnici, perché il governo chiuda la partita definitivamente. Nel frattempo, Poletto, se mai volessero aprire il cantiere della centrale, sarà costretto a intervenire con un'ordinanza ad hoc. Noi di Rete Veneta abbiamo sempre sostenuto questa tesi. Chiaro, qui c'è il potere anche da parte dell'autorità locale, del sindaco, di far rispettare questo tipo di vincolo. Ora vedremo quanto questo iter è retroattivo, ma pare di sì, e quindi si potrà far valere anche per iter in corso. Quello ministeriale sarà un vincolo generale, riguarderà tutta la zona a nord a sud del ponte. I privati che vorranno ristrutturare casa, per esempio, dovranno chiedere il permesso alla sovrintendenza, non potranno aumentare i volumi e dovranno usare materiali consoni alla location. Riguarda gli esterni di tutto ciò che c'è in quell'area, che comprende due monumenti principali, il castello, il ponte e tutto ciò che lo circonda. Si prende quella fotografia e si dice bene, questa immagine, questa cartolina per così dire, ha un valore storico particolare per cui la fissiamo così com'è. Per Natale i bassanesi sotto l'albero hanno trovato un dono speciale. La burocrazia che voleva imporre un'opera non condivisa è stata battuta. La battaglia non è finita perché i tecnocrati tenteranno in tutti i modi di bypassare la sovrintendenza, ma saremo in prima linea per difendere la città affiancandola ancora una volta in questa battaglia.